autorizzate dei no Green Pass nelle piazze del Veneto, da Padova a Treviso, a Mestre, a Vicenza, massiccia presenza delle forze dell'ordine a controllare i partecipanti. È stato ricoverato un mese a Jesolo, poi si è negativizzato ma lotta ancora per tornare a vivere in modo normale. La testimonianza di un 54enne di San Michele al Tagliamento che lancia l'appello: vaccinatevi. Nuova ondata di maltempo sul Veneto, violenta grandinata su Pedemontana del Grappa e altopiano di Asiago, torna l'allerta meteo. 44enne bulgaro tenta di fuggire da un controllo dei carabinieri ma precipita dal quinto piano dell'hotel di Bibione dove alloggiava. L'uomo muore sul colpo, era ricercato per furto. L'esame del DNA ha permesso di smascherare i responsabili di 2 furti commessi nel Vicentino quasi 20 anni fa. Con l'aiuto del RIS di Parma i carabinieri incastrano un 50enne rom e una 60enne sinti. Studio della CGA di Mestre in Veneto: nel 2018 sono stati sottratti al fisco 8,6 miliardi. Per recuperare fedeltà fiscale è necessario abbassare il peso delle tasse, dice l'associazione. Sabato con traffico da bollino rosso nel secondo fine settimana di grosso esodo estivo, una giornata caratterizzata da diversi piccoli incidenti, code e traffico intenso lungo la A4. Cerimonia di Cima Grappa, tutto pronto per la commemorazione di domani con l'arrivo del commissario straordinario dell'emergenza Covid, il generale Figliuolo. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano l'allerta meteo che sta interessando in queste ore la nostra regione. È allerta gialla secondo il bollettino della protezione civile. Proprio poco fa c'è stato un violento nubifragio con una forte grandinata che ha interessato in modo particolare l'area pedemontana del Grappa. Tra le zone più colpite ci sono Borso, Sant'Eulalia, Semonzo, Fonte, Castelcuco, Pieve del Grappa e anche l'altopiano di Asiago. Per le immagini ringraziamo Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Ricordiamo che il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha annunciato per le prossime ore un aumento delle condizioni di instabilità con rovesci e temporali in prevalenza sulle zone alpine e prealpine, in intensificazione dalla serata e dalla nottata, con un graduale interessamento della pianura, specie quella settentrionale, nella giornata di domani. Prevista criticità idrogeologica per rovesci e temporali localmente anche intensi che potrebbero creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Infine temporali intensi interesseranno anche il settore dolomitico, determinando un livello di attenzione rinforzata per quei comuni che hanno in atto una procedura specifica di allertamento per le colate detritiche. Quindi insomma saranno ore con gli occhi puntati al cielo e si raccomanda naturalmente la massima attenzione, anche perché sappiamo che questo è un fine settimana di esodo con molte persone che si sono messe o si stanno mettendo in viaggio per partire per le vacanze. Ed ora tra poco siamo in collegamento, in attesa di collegarci con i colleghi che da Piazza dei Signori a Treviso stanno seguendo la manifestazione dei No Green Pass, che sono tornati in piazza, in numerose piazze del Veneto, Treviso, Mestre, Vicenza e Padova. Sembra che l'adesione sia anche abbastanza alta dei partecipanti, come molto elevato il numero di agenti delle forze dell'ordine che stanno appunto presidiando la manifestazione. Ecco, stiamo vedendo alcune immagini. Ci collegheremo quindi tra poco con i nostri inviati Lucio Zanato e Lina Paronetto, che si trovano appunto in centro a Treviso. Nel frattempo però c'è da registrare un appello che arriva da un 45enne di San Michele al Tagliamento che a 3 mesi dal contagio sta ancora lottando per tornare a vivere normalmente. Sentiamo la sua testimonianza.
Il coronavirus è scomparso, ma a distanza di circa 3 mesi i problemi di salute sono rimasti. Tra marzo e aprile, dopo 27 giorni di ricovero, di cui 12 in terapia intensiva al Covid Hospital di Jesolo, William Crepaldi, 54enne di San Michele al Tagliamento, aveva perso 18 kg, non riusciva a camminare e faticava a respirare. Ora ha voluto rendere pubblica la sua esperienza attraverso l'ULSS 4 Veneto Orientale, perché ancora oggi, ha raccontato, continua a respirare con difficoltà, si affatica subito, perde la memoria, è spesso poco lucido, gli mancano automatismi motori nel fare le cose più banali. Crepaldi si racconta come uno sportivo che non aveva mai sofferto un problema di salute e conduceva una vita sana, e proprio per questo ha voluto dire che nessuno è escluso da questo pericolo e invitare tutti a non prendere con leggerezza il Covid. Siate attenti alla vostra salute e a quella degli altri, proteggendovi e vaccinandovi, ha detto, perché ogni singolo contagio può coinvolgere altre persone, causando quello che è successo a me o peggio ancora la morte. Tutti ci sentiamo invincibili e pensiamo che il virus non ci possa raggiungere, ha concluso William Crepaldi, ma non è così. In diretta a Treviso ora con i nostri inviati Lucio Zanato e Lina Paronetto che stanno seguendo la manifestazione trevigiana dei No Green Pass. A te Lina, buonasera. Buonasera Marta, buonasera ai telespettatori. Siamo qui, la vedi, Piazza dei Signori, per metà direi riempita di manifestanti, l'altra metà sono principalmente dei curiosi che stanno passeggiando e stanno assistendo un po' a questa ennesima manifestazione contro il Green Pass, che è stata organizzata un po' in tutte le piazze d'Italia e in parecchie città del Veneto, da Mestre a Padova, Castelfranco, Montebelluna, Verona, insomma una protesta che continua. I movimenti che organizzano questa protesta si sono dati appuntamento ogni sabato finché il governo non cambierà idea sull'applicazione della certificazione verde, che sappiamo dovrebbe entrare in vigore dal 6 di agosto e limitare in qualche modo la libertà, secondo chi manifesta, di chi non è in possesso della doppia vaccinazione. Ancora una volta assistiamo naturalmente a un assembramento, ci sono forze dell'ordine dispiegate intorno a tutta la piazza, il Calmaggiore è stato chiuso al transito delle auto, non dei pedoni, e quindi si è lasciato anche questa volta manifestare come hanno ritenuto, pacificamente, con slogan, con cartelli, i no pass, chiamiamoli così, che però appunto sono riuniti tutti insieme intorno a chi sta tenendo i discorsi, lo vedete, senza distanziamento, senza mascherine eccetera. Vedremo poi naturalmente quali saranno le nuove reazioni politiche a questo. Il sindaco Mario Conte aveva detto: se proprio dovete manifestare perlomeno il giorno dopo andate a farvi un tampone per verificare insomma di non esservi infettati, in questo momento in cui i contagi sono in risalita ancora una volta. Sentiamo slogan un po' di tutti i tipi, prima c'era un libertà, adesso qualcosa di decisamente più esplicito che non possiamo ripetervi. Naturalmente insomma c'è un po' di tutto rappresentato qua in piazza, vediamo bandiere venetiste, vediamo tricolori, vediamo cartelli, insomma di chi ritiene che non solo le misure siano troppo drastiche, ma che l'abbiamo sentito poco fa, insomma il vaccino sia uno strumento insomma che fa del male più che del bene, ecco, quando invece insomma sappiamo che la scienza ufficiale dice esattamente il contrario. Marta, se non hai domande io ti restituirei la linea e casomai ci potremo ricollegare nel corso delle prossime edizioni del telegiornale. Grazie Lina, grazie, buon lavoro a te e a Lucio Zanato. Noi intanto proseguiamo con la cronaca, ritorniamo nel veneziano per una vicenda i cui contorni stanno per essere chiariti in queste ore. Un uomo di 44 anni, turista, è caduto dal quinto piano di un hotel di Bibione. Sentiamo che cosa è successo.
Tragedia questa mattina in via Taigete a Bibione. Un turista di origine bulgara e residente in Austria è precipitato dal quinto piano dell'hotel Bibione Palace dove si trovava per passare le vacanze. L'uomo, Carl Newworth, 44 anni, era stato segnalato alle forze dell'ordine direttamente dall'albergo che lo ospitava. Il personale della reception ha comunicato come da obbligo di legge all'arrivo del turista i dati relativi alla prenotazione e all'identità degli ospiti della camera. Grazie al portale internazionale l'uomo era risultato essere destinatario di un mandato di cattura europeo per reati contro il patrimonio. Il dramma è accaduto all'incirca alle 9 di mattina. Lo schianto a terra è avvenuto da un'altezza che non poteva lasciare scampo. L'uomo è morto all'istante. Secondo una prima ricostruzione, i militari della compagnia di Portogruaro sono saliti nella camera accompagnati da personale della reception. Da quanto si è appreso, le forze dell'ordine non avevano ritenuto necessario adottare particolari dispositivi di sicurezza perché il ricercato non era considerato pericoloso. I carabinieri erano stati chiamati dapprima a identificare l'occupante della camera anche per scongiurare la possibilità che si trattasse di un caso di omonimia. Alla vista degli uomini in divisa, l'uomo è immediatamente fuggito verso il terrazzino e fatale è stato proprio il tentativo di fuga. Cosa sia accaduto è ancora tutto da verificare. Probabilmente il 44enne, per cercare di passare al terrazzino sottostante, ha perso l'equilibrio. Quando i carabinieri sono usciti, hanno individuato nel giardino della struttura ricettiva il corpo esamine a terra. Gli uomini dell'Arma hanno subito circoscritto la zona e cercato possibili testimonianze. Indagini sono in corso da parte della Procura di Pordenone per stabilire la dinamica del tragico evento. Sul posto anche i vigili del fuoco, i soccorritori del SUEM e il medico legale. E torniamo ora sul dramma che si è consumato ieri in Cadore, l'incidente stradale nel quale ha perso la vita l'architetto montebellunese Claudio Dagaro, che stava andando in Carnia per assistere alla tumulazione delle ceneri del fratello. Montebelluna piange Claudio Dagaro, il 63enne deceduto ieri in un incidente a Santo Stefano di Cadore, architetto molto conosciuto a Montebelluna, dove abitava fino a poco tempo fa, originario della Carnia. Ieri lo schianto fatale contro un'autocisterna mentre stava andando alla cerimonia di tumulazione delle ceneri del fratello Dante, scomparso a marzo. Entrambi erano soci del gruppo Alpini di Montebelluna, con cui da poco avevano ricordato suo fratello con un pranzo, un'eredità conviviale offerta proprio da Dante prima di morire affinché lo ricordassero. Lui faceva parte del gruppo Alpini di Montebelluna e ultimamente poi aveva trasferito il suo domicilio a Castello di Godego. Lo studio lo aveva a Mercato Vecchio a Montebelluna ed era una persona nota. Riservato e dedito al lavoro, conosciuto soprattutto nell'ambiente professionale, aveva lavorato in una cooperativa di architetti prima di mettersi in proprio, era specializzato nel recupero di dimore storiche. Ieri viaggiava con la famiglia, la compagna e le 2 figlie, una delle quali, ventenne, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. La compagna e l'altra figlia sono state portate all'ospedale di Pieve e a quello di Belluno. E continuiamo con la cronaca che ci porta ora nel Vicentino. Dopo 18 anni sono stati smascherati dai carabinieri di Tiene gli autori di 2 furti avvenuti a Monticello Conte 8 e Costa Bissara. Tiene, ci sono voluti 18 anni e l'aiuto del RIS, ma alla fine i carabinieri del nucleo operativo sono riusciti a smascherare gli autori di 2 furti commessi nel 2003 e 2006, avvenuti a Monticello Conte 8 e Costa Bissara. Si tratta di un 51enne pluripregiudicato di origine rom e domiciliato in un campo nomadi a Vicenza e di una donna di 60 anni di origine sinti, anche lei pluripregiudicata e residente in terraferma veneziana. La donna è risultata essere l'artefice del furto nel 2003 ai danni di un 80enne, allora gli rubò poche centinaia di euro scappando poi con un complice. 3 anni dopo il colpo di una banda alla fonderia artistica Angelo Balbo SNC di Costa Bissara. Vennero rubate 50 lastre in acciaio per un valore di 50.000 euro. In quell'occasione i militari individuarono e denunciarono un servo di 54 anni resosi subito irreperibile. Grazie al recupero di alcune tracce di sangue ritrovate sul posto, gli specialisti del RIS sono così giunti all'identificazione dei 2 soggetti, la cui posizione oggi è al vaglio della Procura di Vicenza per il reato di concorso in furto aggravato.
E restiamo nel Vicentino, momenti di tensione ieri pomeriggio in città, una lite tra padre e figlio rischia di finire in tragedia. Tensioni nel pomeriggio di venerdì 30 luglio in un'abitazione in zona San Bortolo a Vicenza. Al 113 arriva la chiamata concitata di un uomo che avvisa gli operatori della centrale che il padre lo sta minacciando con una pistola obbligandolo ad uscire di casa. Gli agenti delle volanti si portano immediatamente sul posto, riescono ad entrare nell'abitazione e trovano l'anziano seduto sul letto con un'arma in mano. Da lì parte una lunga trattativa che alla fine porta a disarmare l'uomo e a mettere in sicurezza l'abitazione. Allontanato dalla stanza, gli agenti hanno visionato l'arma, verificando che si trattava di una replica a salve ancora con il tappo rosso. L'arma è stata acquisita dagli agenti. All'origine della lite familiare sembra vi siano antichi dissapori tra padre e figlio. Al vaglio invece la posizione di entrambe le parti. Secondo uno studio della CGA di Mestre, siamo alla pagina dell'economia, in Veneto nel 2018 sono stati sottratti al fisco 8,6 miliardi. In attesa della tanto agognata riforma fiscale, che purtroppo continua ancora a slittare, l'ufficio studi della CGA ha stimato che nel 2018 l'evasione presente in Veneto fosse di 8,6 miliardi di euro. In altre parole, per ogni 100 euro di gettito versato all'erario da cittadini e imprese della nostra regione, 12,9 sono rimasti nei portafogli degli evasori. Solo il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e la Lombardia hanno registrato livelli di infedeltà inferiori al nostro. Pur essendo necessaria un'azione più mirata contro l'evasione sia di piccola che di grande dimensione, l'ufficio studi della CGA è convinto che sia necessario ridurre drasticamente il peso del fisco. Sebbene siamo una delle regioni d'Italia più fedeli al fisco, è di circa 8 miliardi e mezzo l'importo che ogni anno in Veneto sfugge alle casse dell'erario. Dopo il flop del cashback e della lotteria degli scontrini, il fisco sembra non avere alcun'altra arma per contrastare l'evasione. Siamo convinti che per aumentare la fedeltà fiscale non ci resta che abbassare drasticamente le tasse. Per questo lo slogan deve essere pagare meno per pagare tutti. Solo così costruiremo un paese più giusto, più equo e più solidale. Manifestazione di Rifondazione Comunista e di altri gruppi della sinistra questa mattina in piazza Tre Baseleghe contro il caporalato. Alla Grafica Veneta non potevano non sapere, ha detto il segretario veneto Paolo Benvenu, dei soprusi che venivano commessi ai lavoratori della ditta in appalto. Bandiere rosse di fronte alla chiesa di Tre Baseleghe. Alla manifestazione organizzata da Rifondazione Comunista contro il caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori hanno risposto circa 50 persone, anche straniere. Non ci sono i lavoratori della BM Services, l'appalto che eseguiva lavorazioni per conto di Grafica Veneta e i cui vertici sono agli arresti per caporalato insieme a 2 dirigenti della tipografia di Tre Baseleghe. La magistratura nelle sue dichiarazioni, chi sta indagando ma anche i carabinieri, hanno detto che i vertici di Grafica Veneta erano assolutamente consapevoli di quello che stava accadendo. A me tutto il resto non interessa, ci sarà un percorso giudiziario, come è giusto che sia, garanzie per tutti, c'è un fatto però acclarato e delle dichiarazioni precise e non equivoche dei magistrati che non credo si espongano così leggermente. Il cancro del caporalato in Veneto non è una novità, ricorda Benvenu. In passato la magistratura dovette intervenire alla Fincantieri di Porto Marghera, nella logistica e lo stoccaggio merci e nell'agricoltura, per fermare appalti con condizioni di lavoro senza controllo. Intanto la legislazione che ha deregolamentato il mercato del lavoro è assolutamente bipartisan, cioè l'ha fatta il centrodestra e l'ha fatto il centrosinistra, perché l'idea era che si doveva comunque favorire l'impresa, il mercato, la competitività. I risultati sono questi: bisogna ripristinare l'articolo 18, bisogna farla finita con gli appalti e l'intermediazione della manodopera e questa è l'unica risposta possibile. Il resto sono solo chiacchiere. In centro a Padova, ora dove oggi all'ora di pranzo si è temuto il peggio per una persona che poteva essere all'interno di un casolare abbandonato andato a fuoco in via San Marco.
Allarme incendio verso l'ora di pranzo in via San Marco alla porta est di Padova. A lato della strada, molto trafficata, che porta verso la Stanga e poi in centro, ha preso fuoco un casolare abbandonato che a volte, assieme ad altri vecchi edifici nei paraggi, viene usato come ricovero notturno per senza fissa dimora o come magazzino della droga dagli spacciatori. In un primo tempo si era pensato che all'interno della Stamberga ci fosse una persona. I primi soccorritori di passaggio avevano iniziato a spegnere le fiamme con grande impegno proprio perché temevano il peggio. Sono arrivate 4 squadre dei vigili del fuoco dalla vicina caserma di via Donà e precauzionalmente un'ambulanza. Con il passare dei minuti, pompieri, personale del SUEM e poliziotti della questura hanno potuto comunicare ai loro superiori l'assenza di persone all'interno dello stabile. Sabato da bollino rosso nel secondo fine settimana di grande esodo estivo, una giornata caratterizzata, quella di oggi, da tanti piccoli incidenti e lunghe code. Traffico intenso, rallentamenti, qualche coda, ma sostanzialmente nessun problema grave nel secondo fine settimana di esodo estivo. Nella prima mattinata però una coda che ha raggiunto i 5 km si è formata tra Padova Est e il bivio con la 57 in direzione Trieste, anche a causa di un incidente senza feriti tra 2 auto all'altezza di Vigonza. Più in generale comunque è stata tutta la giornata ad essere caratterizzata da diversi piccoli incidenti. Quando ci sono queste situazioni di traffico si verificano molti piccoli tamponamenti che contribuiscono a rallentare ulteriormente il flusso veicolare. E infatti per questo mi sento di raccomandare di rispettare attentamente le distanze di sicurezza anche se il traffico è rallentato e di tenere alta la concentrazione, piuttosto fare ogni tanto una sosta in area di servizio se si sa un viaggio di molte ore. Questa mattina il tratto tra Padova Est e il bivio A4 a 57 ad Arino è stato percorso da 15.752 automobili in direzione Trieste, con picchi sopra i 3.000 mezzi l'ora. Flussi sostanzialmente simili anche in direzione Milano, con 16.611 transiti nella mattinata. Come lo stesso sabato dell'anno scorso, alla barriera di Venezia Mestre in A57 sono passati poco più di 11.000 veicoli. In direzione Milano invece i passaggi sono stati 8.516, più 7,47% rispetto all'anno scorso. Oggi dalle 7:30 a 8 è iniziato a essere veramente intenso il traffico e prima invece era più scorrevole, si poteva viaggiare meglio. È difficile fare previsioni perché ci sono delle occasioni in cui invece il traffico è intenso anche dalle ore notturne. Insomma. Questa tendenza continuerà per tutto il fine settimana? È previsto bollino rosso anche la giornata di domani e quindi è prevedibile che anche domani sia una giornata di traffico fortemente intenso. La Corte Costituzionale ha respinto gran parte delle eccezioni di costituzionalità sollevate dal Governo nei confronti della legge regionale del Veneto 24 del 2020 in materia di polizia locale. L'impugnazione riguardava alcuni articoli in cui, secondo l'esecutivo, il legislatore regionale avrebbe ceduto dalle proprie competenze rispetto alla normativa statale e dei principi della Costituzione. La Consulta ha dichiarato incostituzionale parte dell'articolo 13 della legge che stabilisce di rafforzare e valorizzare l'azione coordinata della polizia locale con azioni e progetti finalizzati al potenziamento strumentale e operativo e alla condivisione degli strumenti e delle procedure necessarie al coordinamento degli apparati di sicurezza per la gestione di specifici servizi per obiettivi comuni. La legge regionale 24 del 2020 sulla polizia locale, commenta la Giunta del Veneto, esce praticamente indenne dal giudizio di costituzionalità, venendo approvati l'impianto generale e tutte le disposizioni relative alle forze locali, risultando escluso solo il coinvolgimento delle polizie statali. Domani, domenica 1 agosto, si terrà a Cima Grappa l'annuale cerimonia dedicata ai caduti delle guerre. Sarà presente anche il generale Figliuolo. Tradizionale cerimonia della prima domenica di agosto sul Monte Grappa dedicata ai caduti di tutte le guerre, in programma domani, alla quale prenderà parte anche il commissario all'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, che alle 9 terrà il discorso di commemorazione. Con l'occasione sarà scoperta al santuario una stele votiva realizzata con una roccia del massiccio dedicata alla Madonna del Grappa, a protezione contro la pandemia da Covid-19. Un simbolo che va a dare un senso ancor più emblematico a un
un luogo icona di resilienza, sostenibilità e inclusione, come lo ha definito la sindaca di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin, vocato a diventare sempre più esempio di pace e unione. La giornata vedrà anche la presenza della ministra per la disabilità Erika Stefani e della sottosegretaria alla difesa Stefania Pucciarelli. Blindatissimo l'accesso al Sacrario Militare, la strada di salita sarà chiusa dalle 23 di oggi, sabato 31 luglio, alle 11 di domani, 1 agosto, dalla statale Cadorna sino al bivio per Feltre e dalla provinciale Giardino sino alla piana Pellizzari. A Cima Grappa si potrà arrivare solo a piedi o in bicicletta, consentito un massimo di 1000 persone ed obbligo il rispetto delle norme anti-Covid. Ed era questo l'ultimo servizio. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per le prossime ore sulla nostra regione con il meteo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. L'anticiclone cede sotto la spinta di una perturbazione atlantica e così il mese di agosto inizia con qualche pioggia. Vediamo insieme il dettaglio di domenica con l'aiuto della nostra grafica. Sul Veneto al mattino nuvolosità diffusa con precipitazioni sparse, a tratti saranno anche diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Nel corso del pomeriggio poi progressivo miglioramento a partire dalla pianura con maggiori schiarite e tendenza ad esaurimento delle precipitazioni, salvo per residui fenomeni sui settori montani. Generale calo delle temperature, minime comprese tra i 15 e i 18 gradi, valori massimi invece tra i 24 e i 31 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui precipitazioni diffuse a inizio giornata, andrà meglio via via con il passare delle ore. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime sui 27-30 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà la stessa, con temporali anche in questo caso dappertutto, alternati nelle ore pomeridiane a qualche parentesi più asciutta. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime infine sui 27 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.